È una serata particolare questa di San Pietro di Feletto con la locale Proloco, che ha coniugato e ha messo insieme la cioccolata e naturalmente il vino, che non poteva mancare. 5 case vinicole che assaggeranno e faranno assaggiare i propri prodotti abbinati alla cioccolata, e in effetti la serata si chiama Choco Wine. Ne parleremo con il mastro cioccolatiere Mirko Della Vecchia e con Karen Casagrande. Un'intervista da Mirko a Mirko. Mirko Della Vecchia, buonasera, benvenuto qui a San Pietro di Feletto. Serata particolare questa di Choco Wine. Sì, è una serata davvero interessante, anche una formula giusta per ripartire dopo questo periodo di pandemia con qualcosa che stimolasse la gente. È una serata difficile perché abbinare vino e cioccolato è sempre molto molto difficile, però io ero nel backstage e a vedere i piatti che ritornavano puliti e i bicchieri che ritornavano puliti, secondo me un po' ci stiamo riuscendo. Bella soddisfazione, anche perché insomma avete provato a fare questo risotto al cioccolato. Io dico risotto al cioccolato così di prima vista, ma direi, come dicevi tu, piatti spazzati e puliti. Sì, e questo poi per chi è in cucina è la maggiore soddisfazione. Abbiamo provato, perché poi alla fine andare a mangiare un piatto di risotto al Piave o al Prosecco lo puoi andare a mangiare quando vuoi, dove vuoi, ci sono tantissimi ristoranti, quindi una serata come questa ha un senso educativo, quindi soprattutto abbiamo parlato per tutta la serata, non li abbiamo lasciati soli un secondo per dargli informazioni sul cacao e sul vino, e quindi quello che hanno mangiato questa sera, lo scopo vero era sì che fosse buono, che gli piacesse, quindi fosse una buona cena, ma soprattutto che fra un anno si ricordassero: quella volta che abbiamo mangiato il risotto al cacao lì a San Pietro di Feletto. Secondo me questa è la cosa che, secondo me, fare qualcosa che resti. E questa è la soddisfazione di un mastro cioccolatiere. Assolutamente, insomma. Viviamo di piccole cose in fondo, no? Qualche 100.000 euro al mese e poi un piatto di risotto al cacao. Dove ti vedremo ancora? Dappertutto, perché speriamo che adesso insomma si possa ritornare a fare tutto. Insomma, io sapete che lavoro in Rai, quindi insomma quello è il mio mondo, e quindi speriamo insomma di rivederci nei primi 3 canali del telecomando. Senti Karen, bicchiere in mano e poi 5 bicchieri lì davanti, io ho scelto il mio lavoro, farò l'ambassador. Beh, questa sera faccio ambasciatrice del territorio in senso vero e proprio, perché abbiamo proposto come abbinamento al cioccolato il marzemino, un po' in tutte le sue versioni. Quindi abbiamo aperto ovviamente con la bollicina un po' più dolce del prosecco, però volevamo ridare lustro a questa varietà autoctona, decantata anche da Mozart, e con questo sottofondo musicale e con queste belle degustazioni assaggi di cioccolato non potevamo che proporlo, quindi in tutte le sue versioni, una versione secca, passata addirittura nelle vinacce del marzemino passito, il refrontolo passito che è una grande di OCG, e anche una versione liquorosa, quindi veramente versatile, e una perla così è difficile trovarla, è difficile anche fare un abbinamento con il cioccolato, quindi ce l'abbiamo in casa, più semplice di così. Più semplice di così, una serata che insomma mi pare più che bene, e quindi Choco Wine ritornerà anche il prossimo anno con altre variazioni. Direi di sì, però stesso mare, stesse colline, stesso vino e il marzemino. Vuoi vedere come beve l'ambassador?
Perfetto.